L'amministrazione Brugnaro ha fatto una blacklist dei dissidenti e in questa mostra sono presenti i dissidenti. È passata una decina di mesi da quando è emersa la cosiddetta blacklist, quella che era stata ribattezzata la lista nera del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, un faldone sequestrato nell'ambito dell'inchiesta Palude, del quale erano stati annotati nomi e cognomi di coloro, giornalisti, oppositori politici, umoristi, cittadini di vario genere che a vario titolo avrebbero mancato di rispetto al sindaco, ognuno con accanto una valutazione da 1 a 5 sulla gravità della presunta offesa. La mostra ideata da Venezia.com nello spazio eventi della Toletta intende dare un volto a quel dissenso, letteralmente. È un progetto fotografico, sono i volti di 12 persone che ancora un po' di mesi fa, più o meno a marzo, sono stati, schedati e registrati nella cosiddetta e nota blacklist. Ed eccoli sfilare quei volti ritratti davanti a un finto pannello di ricercati. Dai curatori della pagina satirica Venice Golden Awards, Omar Lozer e Stefano Varponi, all'artista Andrea Morucchio di The Venice Paradox. Dall'ex sindaco Ugo Bergamo alla giornalista Petra Reschi e allo scrittore e blogger Giovanni Veronesi. I consiglieri Marco Gasparinetti e Giovanni Andrea Martini, Cesare Peris, sindacalista e presidente della società Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati. Veneziani che per un motivo assolutamente ridicolo, cioè quello di aver in qualche modo contestato l'attuale amministrazione, sono finiti in una blacklist. Lasciamo perdere ogni considerazione sull'opportunità giuridico-politica di questa cosa. Queste persone che in un modo o nell'altro rappresentano, incarnano la nostra città. Come la incarna Matteo Secchi, infaticabile anima e cuore di Venezia.com, un'associazione che su Venezia non ha mai concesso sconti né a destra né a sinistra. L'esposizione, corredata da un'ampia rassegna stampa sulla vicenda, è visitabile gratuitamente allo spazio eventi della Toletta fino al 19 dicembre e dal 13 gennaio al 1 febbraio. I volti del dissenso, le persone che dicono no a questa amministrazione scandalosa che ha ridotto Venezia a un livello ancora più basso di quello che avevano ridotto le precedenti amministrazioni.